Siamo con Luigi Ugone, portavoce del coordinamento 9 dicembre per quanto riguarda Montecchio e Montebello. Oggi corteo verso la Regione, cosa chiederete alla Regione Veneto? Beh, andiamo davanti alla Regione per coordinarci come presidi e per far vedere ai politici che noi siamo qui, siamo sempre in strada e siamo sempre presenti. Continuerete questa protesta fino a quando? La situazione economica non dà prospettive migliori, quindi noi saremo sempre in strada finché questa situazione non cambierà. Cosa volete ottenere? Noi dobbiamo ottenere una rivoluzione culturale, vogliamo insegnare alla gente e proporre alla gente un cambiamento che deve essere innanzitutto culturale, scendere in strada per dire basta. E poi l'obiettivo è quello di raccogliere i più consensi possibili. Beh, noi consensi ne abbiamo già raccolti un sacco perché come Montecchio e Montebello siamo arrivati a punte di 1200 persone che partecipavano al presidio, quindi il consenso abbiamo avuto tantissimo. Adesso siamo arrivati a essere propositivi, nel senso che dopo la protesta arriviamo alla proposta.